Abbiamo dei parametri che ci fanno pensare che siamo ovviamente a rischio del passaggio in arancione da venerdì. Aumentano contagi e ricoveri e l'indice RT del Veneto si avvicina pericolosamente ad 1. La zona arancione è dietro l'angolo e potrebbe arrivare già venerdì. Il presidente Zaia è preoccupato. Negli ultimi giorni negli ospedali del Veneto entrano pazienti con più rapidità e altrettanto velocemente i più gravi passano alla terapia intensiva. Del resto il Veneto è circondato da situazioni in rapido peggioramento. Per questo Zaia avrebbe preferito, con il nuovo DPCM, un intervento più drastico sulle scuole. Io avrei pensato a un fermo prudenziale, dopodiché è stata fatta questa scelta che toglie discrezionalità. Attenzione, Il governo infatti ha scelto di chiudere tutte le scuole in zona rossa e in gialla o arancione ha delegato alle regioni la possibilità di sospendere le lezioni in presenza nelle zone nelle quali vi siano 250 contagi ogni 100.000 abitanti. Il Veneto ora è partito con un monitoraggio capillare dei positivi. abbiamo avviato tutto un monitoraggio dell'incidenza calato anche a livello comunale. Uno può dire, ma vabbè, com'è che si fa? Se 2,50 sta a 100.000 abitanti, sarà pur vero che X sta a 10.000 abitanti, a 5.000 o quello che sarà. Questa è una proporzione, no? Perché capite che 2,50 su 100.000 abitanti vuol dire che a casa mia vuol dire che una città che ha 10.000 abitanti ha più di 25 contagiati è già fuori con l'incidenza.